Entra nel vivo il mondiale di Latte Art World Championship 2016 in corso a Shanghai, dove il siracusano Giuseppe Fiorini, che rappresenta l'Italia, tenterà di ottenere il titolo di campione mondiale di Latte Art. Dopo il successo ottenuto a Rimini grazie alla raffigurazione del Cupido, che gli è valsa il titolo di campione italiano. Siamo qui a Shanghai, all'Hotel X di Shanghai. Sta per terminare la prima giornata e Giuseppe Fiorini, il nostro campione di Siracusa per la Latte Art, ha terminato la sua prova. È folto il gruppo del Team Italia, hanno gareggiato già Davide Berti per il Coffee Go Spirits, poi all'altro padiglione c'è Rubens Gardelli per il campionato roasting e un altro padiglione Lorenzo Sordini per il cup testing. Molto nutrito il gruppo di italiani sia in termini di società, di ditte, che in termini di presenze di uomini. Siamo un bel gruppo, stiamo facendo squadra. Siamo qua alla prima giornata del World Latte Art Championship qui da Shanghai all'Hotel X. Il nostro campione Giuseppe ha appena terminato la sua performance nell'Art Bar e sinceramente posso dire che l'obiettivo è stato centrato, ovvero quello che ci eravamo prefissati di fare, si era prefissato di fare, è stato raggiunto diciamo al 100%, quindi siamo tutti tranquilli. Giuseppe sta veramente sul pezzo e quindi speriamo che per dopodomani la sua prova di semifinale sia altrettanto valida come è stata oggi. E intanto il campione è proprio qua con noi, quindi Giuseppe, ciao. Veramente complimenti per oggi. Sei stato freddo, hai saputo mantenere la calma, sei andato contro anche quelle che sono state delle avversità. Non svegliamo cosa è successo, lo spiegheremo poi a giochi fatti. Comunque ti devo fare i miei complimenti da tuo trainer, perché veramente sei riuscito a venirne fuori alla grande, a testa alta, e comunque vada, guarda, hai fatto veramente una bella prova e siamo tutti molto contenti. Grazie mille Andrea, per me è un onore, detto da te che sei venuto lì a guardarmi. Speriamo che dopodomani vada meglio per quanto riguarda la semifinale. Che dire, incrociamo le dita. Incrociamo le dita e ragazzi ci vediamo dopodomani qui da Shanghai. Ciao!